Buonasera, Ventiatazza Gnovis. Saranno il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e il consigliere regionale del Partito Democratico Sergio Bolzonello, i tre grandi elettori che rappresenteranno il Friuli Vignesi Giulia a Roma per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Alle chieste il risultato dalla votazione di UE dopo di misdì in Consiglio regionale. Velis intervistis. È una grande responsabilità, anche un grande orgoglio. La Ju a Roma per il Friuli Venezia Giulia all'elezione del Presidente della Repubblica. Sarà sicuramente una serie di giornate difficili, specie anche ora non è stato definito da bande delle forze politiche un candidato presidente. Sarà di lavorare, l'importante è che il Presidente rappresenti realmente l'unità democratica del Paese. Consigliere Bordin, sarà il Presidente Fedriga a rappresentare le Leghe e tutti il Friuli Venezia Giulia, ma in particolare le Leghe con che la Ju a Roma per votare il Presidente della Repubblica. C'è tipo di impegno ISAL? L'impegno di seguire naturalmente l'orientamento che abbiamo portato avanti dal centrodestra a livello nazionale, perché comunque riteniamo che sia importante selezionare una persona che vede sicuramente un importante spessore, che può rappresentare l'intera nazione, ma che vede comunque anche una connotazione politiche vicine al centrodestra. Credo che in quel momento il centrodestra ha i numeri di farlo. Sarà Sergio Bolzonello a rappresentare il PD dal Friuli Venezia Giulia per la Ju a Roma a votare il Presidente della Repubblica. C'è tipo di cariche ISE che chi consiglia Sciaurli? Le rappresentanze delle persone che hanno mostrato le muse si è spinduto a candidarsi presidente le volte passate e che in qualche maniera è stato il collante di intere minoranze e di costruzione di un'alternativa in questo momento. Io ho veduto che tutti i voti che avevano chiappato sono stati chiappati e quindi io credo che per sue autorevolezze, per sue competenze e anche per conoscenze del Friuli potete rappresentare al miglior le nostre regioni anche tal momento importantissimo dell'elezione del Presidente della Repubblica. E c'è indicazione al varà dal PD? Ovviamente lui in che casca ovviamente rappresenta, al porta le sue autorevolezze, ma rappresenta anche una coalizione, in particolare il Partito Democratico, quindi sarà coinvolto in tutte le riunioni che saranno preparatori, sarà un'elezione del Presidente della Repubblica che speriamo fatta di una persona super partes in grado di rappresentare tutto il Paese senza divisioni. A manchi in pochi ricovers e la zona in arancione e sarà sicure. A Cressi, difatti, in Friuli, Vignesi e Giulia, i pazienti sedi in terapie intensive passati di 40 a 41, sedi in che altri reparti d'Ulaca sono 369, 18 più di IR. A son 11 morti registrati dalle ultime 24 ore. 37 dai 41 pazienti in terapie intensive non sono vaccinati. Voi in Friuli Vignesi e Giulia sono saltati fuori 4.039 nuovi casi, crescendo a 42.424, 2.400 poi di ieri. Le persone in isolamento che dopo sono di zonta che sono in quarantena per essere stati in contatto con i positivi. E dai 5 ai 11 di gennaio in Friuli Vignesi e Giulia le nuove infezioni di Covid-19 sono cresciute dal 67% rispetto alle settimane prima. E vanno in piedi anche i numeri dei casi che in questo momento sono positivi. Sono 3.139 per 100.000 abitanti. Pordenone al Passe Trieste perché riguarda l'incidenza dai casi. Sono 2.105 per ogni 100.000 abitanti, quindi i 2.071 dalla capitale regionale. Dopo avvenne Udin con 1.830 casi e ultime Gurizze con 1.496. A son parsore dal livello di saturazione IEZ in aree mediche 27,6% e in terapie intensive 21,1%, occupati di pazienti col Covid-19. A Lecce Calvin Fur dal controllo settimanale dalla Fondazione Gimbe.
E il Covid non lo sparagne il comune di Udine. A Palazzo da Ronc si registra in caso di positività, tanto framiece il personale che framiece i stessi amministratori. I lavori dalla zona UE sono stati fatti in maniera ridotta. Il prossimo Consiglio Comunale fissato per l'Unis si farà online. Sintin il sindaco Pietro Fontanini. La situazione è che qualcuno è malato, la c'è il Covid, perché purtroppo questo Covid Omicron è un errore che gira con facilità e quindi ho vinto in pratica 3 assessori che sono positivi, qualcuno ha fatto la quarantena, ma in ogni caso ho vinto il numero legale, ho fatto lo stesso la giunta comunale. Il prossimo lunes ho vinto il Consiglio Comunale e a causa un po' di questa situazione ho deciso di farlo online, cioè operando in pratica gli strumenti tecnologici, il computer, quindi di chiesa uno può seguire il Consiglio Comunale, votare, partecipare al dibattito, quindi senza venire qui in tal Palazzo Comunale. E la situazione che stiamo purtroppo di emergenza così attraversante e bisogna chiappare queste decisioni. Un grues fuc alle partite alle 5 di Bue di Buinore in una grande chiesa disabitata a Rivis di Sedean in via nazionale. Qualche pompirsa sono arrivati sul puesto e hanno chiattato l'edificio dal dut involucciato dagli flamis che cominciavano a slargiarsi anche dalla chiesa in bande. Sono arrivati ad ore però di Tignilis sotto controllo. La famiglia che vive d'ogni che al momento che tutta le taccate ieri da ora a dormire si è in acquarte dal fuoco e ieri vade di Stiampafur cencedam dalla loro abitazione. Pardut il team che i pompirsa sono stati impegnati dalle operazioni di soccorso, la strada regionale 436 è ieri stata sierata al traffico. Sul puesto sono arrivati carabinieri, FVG Stradis e i tecnici dall'Enel. Ma sentin il vice sindic Giovanni Trevisan. Lo è succeduto che purtroppo come saranno i vigili del fuoco che avranno di fare il rilievo e gli accertamenti, ma si presume che l'incendio sia dovuto a forse un cortocircuito, sicuramente non è robe dolose. Quindi purtroppo anche che qui una disgrazia può dirlo, anche perché è là in fuoco un edificio rurale di una volta e che a displace perde una testimonianza simile. Però una famiglia che abita d'ogni è stata salvata grazie ai vigili del fuoco. Sì, che bisogna dirlo e bisogna riconoscerlo ai vigili del fuoco per la loro professionalità, che da queste problematiche del fuoco alla chiappata sono arrivati anche a essere quasi interessate, sono arrivate a salvare l'abitazione e anche l'abitazione e anche a poter usufruire che sono stati renti. E qui bisogna veramente ringraziare la professionalità dei vigili del fuoco per aver permesso questo salvataggio, dite così, dalla loro chiesa. La Procura della Repubblica di Pordenone ha domandato di rinviare a giudizi con l'accusa di omicidi stradali il giovane di 30 anni di Pincian dal Tilimente che al 31 di marzo dell'anno passato aveva chiappato sotto Gabriella Novelli, causando la sua morte. L'incidente ieri è succeduto sulla vecchia strada provinciale Vinchiedoi alle stanze di Sequals, sulla Crosere con vie dall'artesanato. Da ora la ricostruzione da inquirenze, l'ompa correve con la sua macchina, un Fiat Punto, a 100 km all'ora, tanto parzore dai limiti. Quanto la tocchiata la bicicletta dalla femmina di 40 anni che di bande e ieri da ora attraversa la strada e concedai la precedenza alla macchina a pochi metri dalla fabbrica che lavorava.
Il spirit dal nonino non si ferma davanti alla variante Omicron, già spostate per 2 anni in un primo momento fissate per sabato 29 di gennaio. La cerimonia di consegne dai premi mettuti in pizza dalla famiglia di Distilladors Furlans si farà la prossima primavera. Impossibile stante l'ande dell'epidemia immaginati da accette di questi tempi agli ospiti Jenfri Lambix. La famiglia ha annunziato di mattina che la cerimonia dal premio nonino 45esimo anno poi doi si farà sabato ai 7 di maggio dal 2022. La data colarà anche con l'inizio delle celebrazioni per i 125 anni dalla famiglia nonino dal settore della distillazione di Orazio a Benito, di Benito a Gianola, Cristina, Antonella e Elisabetta. La decisione di giovarsi dall'insegnamento dalla lingua e dalla cultura furlane già adottata di passi il 76% dagli famiglie è una vera e propria opportunità per i frutti piccoli, una scelta che i genitori si antimpe fino al 28 di gennaio per chiappà. Basterà sul portale internet www.istruzione.it o informarsi da segreterie e dalla scuola. L'insegnamento dalla Marilenghe alla scuola dall'infanzia, alla primaria e alla secondaria di Pringrat, alle di Amancul 30 ore sparan cence diavà nuie a che satris materis. Che dal Furlan è un patrimonio culturale unico che ho vinto di salvarla, ha ricordato Eros Cisilino, presidente dall'Agenzia regionale per le lingue furlane. Una delle maniere migliori per farlo è proprio che il disovassi dall'insegnamento dalla marilenghe per i frutti, a son loro a vigni nestri e dalle nestre lenghe. E come spazi alle nuove rubriche dalla Ioibe Gnovis Palmont. E partito sgnot dentro di nuovi sono nuove rubriche fatte in collaborazione con l'ente Friul al Monte. Ogni ioibe il nestri telegiornali in marilenghe al sarà insiorat con novis dal Monte. Traverse le novità, le interviste ai nestri corregionali tal forest. La rubriche no dome che di rinforciaci le sense di partignince e di aggregazione dalle diverse comunità di corregionali che vivi in fur dai confini dal Friuli Vignesi e Giulie, ma anche di creare una rete di informazione a dos viis per scambiarsi esperienze l'un con l'altri. L'inserimento dalla rubrica dentro dal telegiornale per Furlan Gnovis al permette di fatta ai Furlans che sono stati in Italia e tal foreste, massime alle nuove generazioni, di restare in giornate sui fatti di attualità dalla lortiere di Divinince, di tignivife, rinforci il dialogo e il confronto con la comunità regionale, di discuviersi gli slor lidris culturali ascoltante tutti i contenuti in marilenghe. I fogolars Furlans sparnicciati per 5 continenti, che sburtinga stanno da ur e a mandanus gnovis con le loro attività, avrà anche la possibilità di contare le loro storie ai telespettatori dalla regione e dal forest, di condividere esperienze e buoni pratiche. L'ente Friul Palmont di Bandessò potrà beneficiare di una vetrine per pandi e promuovi tutte le iniziative e i progetti finanziati e tutti in vore coi contributi dalla regione Friul Vignesi e Giulie. Sulle nuove rubriche Gnovis dal Monte sentiamo il presidente dell'ente Friuli Palmont, Loris Basso. Innanzitutto grazie a Telefriuli per Venus mi tutta a disposizione la sua rete, perché come ente Friuli nel mondo sono orgoglioso di rappresentare i Furlans che sono sparnizzati in tutto il mondo, in questo particolare momento, lì che purtroppo la pandemia non può vecchie relazioni umane che avevano, ma aveva a disposizione una rete per far conoscere ciò che succede in Friuli, ma soprattutto per far conoscere ciò che succede dai paesi, dai luoghi che sono i nostri Furlans
furlans in 12 continenti, in quasi 160 città, è importante. E quindi è una doppia via di relazione, come che dici, no? Manda via e fa conoscere il soggetto in patria e ricevi i film, le notizie, ma anche per noi furlans che si in Friuli sapere ciò che succede in Canada, piuttosto che in Australia, piuttosto che in Sud America, piuttosto che in altri sbandi, e vi ho detto che stanno combinando di buon in questi furlans. Quindi di nuovo, grazie a Telefriuli, vi ho detto che è una bellissima trasmissione, soprattutto per valorizzare la nostra marilingue, che è importante e mantenerle vive. Ai 22 di Zenar, la scuola mosaicisti dal Friuli farà feste per 100 anni di vita. Nascude dal 1922 a Spilimberg per inviare i giovani a imistirsi dal terracir e dal mosaicist, è diventato un centro di eccellenza, una realtà internazionale per l'alta formazione dall'arte dal mosaico, che mette ad un tradizione, artesanalità, creatività e tire arlefs di tutti gli sbandis dal mondo. Riconosciute tutte e tante che una risorsa, un valore per Friuli, Vignesi e Giulia, ma anche per l'arte e l'artesanato italiano, la scuola è anche di organizzare per 600 anni una serie di iniziative di grande respiro per tutto il 2022. Si faranno conferenze, esposizioni, rassegne e avvenimenti che chiappino dentro Spilimberg ma non dome. Un calendario unevore sul quale il presidente al consorzio per la scuola mosaicisti dal Friuli, Stefano Lovison, e il direttore Giampiero Brovedani hanno investito energie e che è stato ufficialmente presentato alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un incontro a Palazzo Giustiniani al 30 di novembre del 2021. Dalla stessa giornata anche il Fogolar Furlan di Roma l'ha voluto ospitare rappresentanze dalla scuola insieme con il Presidente dell'Ente Friuli Palmonte, Loris Basso. Fra miece gli appuntamenti preveduti per il 2022 anche la convenzione annuale dai Furlans Palmonte programmate ai 29 e 30 di luglio dal 2022 giuste a Spilimberg. E anche per Osgnot alle dutte si torna a avvio di domani sera a 9 manco il 20. Mandi.